Eder. Mech. Pallister. Proseguono le indagini sull'omicidio di Liliana Resinovic, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 in un bosco del parco di San Giovanni. Le indagini della squadra mobile di Trieste, che hanno escluso l'ipotesi del suicidio, continuano a far luce su una vicenda densa di misteri. Oggi, il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere, ha rilasciato dichiarazioni sui presunti problemi economici della moglie, sostenendo che Liliana avesse chiesto prestiti per aiutare il fratello e il nipote. Tuttavia, questa versione è stata smentita da una collega di Liliana, le cui testimonianze, rese il 9 marzo 2022 e integrate da ulteriori dichiarazioni, dipingono una realtà ben diversa, sia sul piano economico che personale. Sebastiano Visintin ha dichiarato oggi che Liliana era gravata da difficoltà economiche, legate a debiti contratti per sostenere il fratello e il nipote. Liliana mi aveva chiesto in prestito 1 milione di lire che io le avevo dato e che poi lei mi ha restituito piano piano, ha affermato, aggiungendo che tali richieste erano motivate da problemi finanziari dei familiari. Visintin ha anche sostenuto che, nei primi anni 90, Liliana avrebbe accumulato debiti a causa di alcuni assegni non coperti, un peso che, secondo lui, avrebbe influito sul loro rapporto e sul suo stato d'animo. Questa narrazione dipinge Liliana come una donna in crisi, economicamente e psicologicamente, un'immagine che Visintin usa per avvalorare la tesi del suicidio. Nonostante le conclusioni della procura propendano per l'omicidio, le affermazioni di Visintin, però, vengono smentite da una collega di Liliana, che lavorava con lei in regione nel gennaio 1984 e che la conosceva da circa 6 mesi. Nel verbale del 9 marzo 2022, la collega ha dichiarato: Liliana non mi ha mai detto nulla di particolare in tal senso, né mi risulta che fosse in difficoltà economiche. Negando che Liliana avesse mai chiesto prestiti per aiutare il fratello o il nipote, ha aggiunto, che lei si ricordi, Liliana è mai mancata per un lungo periodo del lavoro causa malattia? No, escludendo che la donna fosse in una situazione di disagio tale da giustificare le affermazioni del marito. In ulteriori dichiarazioni, la collega ha fornito dettagli che arricchiscono il quadro economico e personale di Liliana. Era una donna senz'altro riservata, una buona amica per la quale l'amicizia era sacra, il suo stato d'animo era migliore negli ultimi anni, ha raccontato. Smentendo l'immagine di una Liliana in crisi, tuttavia, ha confermato un episodio economico legato a Sebastiano. Ricordo però che nei primi anni 90, a causa di alcuni debiti che aveva Sebastiano dovuti al fatto che aveva perso il lavoro di fotografo, Liliana mi aveva chiesto in prestito 1 milione di lire che io le avevo dato e che poi lei mi ha restituito piano piano. Questo dettaglio, però, non avvalora la tesi di Visintin. I debiti erano di Sebastiano, non di Liliana, e la richiesta di prestito era un episodio isolato, non legato a problemi familiari come il fratello o il nipote. La collega ha anche escluso tensioni evidenti nella coppia. Liliana le ha mai confidato nulla del proprio rapporto con Sebastiano? Del rapporto vero e proprio tra di loro, non mi ha mai detto nulla di particolare, ha dichiarato, aggiungendo, lei ha mai visto Liliana e Sebastiano discutere animatamente? Mai. Sul piano personale, ha ricordato un episodio del passato, so che aveva avuto una storia con Sterpin Claudio, che aveva conosciuto nei primi anni 80. Non saprei dire quanto sia durato il loro rapporto, ma una volta conosciuto Sebastiano, non si sono frequentati più, almeno che io sappia. Non sapevo che, ultimamente, Liliana e Sterpin avessero riallacciato il loro rapporto. Liliana non me lo aveva detto. Queste parole confermano che Liliana era riservata, ma non mostrava segni di instabilità economica o personale tali da avvalorare la narrazione di Visintin. Le indagini hanno già accertato che non esistono prove concrete di debiti o richieste di prestiti da parte di Liliana per aiutare il fratello o il nipote, come sostenuto da Visintin. Al contrario, l'unico episodio economico confermato riguarda i debiti di Sebastiano, non di Liliana, come emerge dalle parole della collega. Questo dettaglio ribalta la prospettiva: non era Liliana a essere in difficoltà,
ma il marito, che aveva perso il lavoro di fotografo negli anni 90, la Procura di Trieste, che sta analizzando il fascicolo del procedimento penale numero 5545-21 mod. 44, non ha trovato riscontri di difficoltà finanziarie significative per Liliana, rafforzando le testimonianze della collega. Il caso Resinovic continua a dividere l'opinione pubblica. Da un lato, Visintin insiste su una versione che dipinge Liliana come una donna fragile, schiacciata da problemi economici e familiari. Dall'altro, chi la conosceva la descrive come una persona equilibrata, con uno stato d'animo migliorato negli ultimi anni. Le indagini, che hanno escluso il suicidio, continuano a valutare la posizione di Visintin, mentre restano irrisolti molti elementi, come la presenza di un orologio di colore rosa e di un braccialetto non identificati trovati vicino al corpo, avvolto in sacchi della spazzatura. Le dichiarazioni di Sebastiano Visintin sul piano economico sono state, nel corso degli anni, segnate da numerose contraddizioni che hanno attirato l'attenzione degli inquirenti e alimentato i sospetti di familiari e amici di Liliana. La narrazione di Visintin, che spesso ha cercato di dipingere la moglie come una donna in difficoltà finanziaria, è stata più volte smentita non solo dalle testimonianze, ma anche dalle sue stesse parole, che cambiano a seconda del contesto e del momento. 1. I debiti di Liliana per il fratello e il nipote. Come riportato oggi, Visintin ha sostenuto che Liliana avesse contratto debiti per aiutare il fratello e il nipote. Una versione che non trova riscontro nelle indagini e che è stata smentita dalla collega. Sergio Resinovic, fratello di Liliana, ha più volte dichiarato che non vi erano problemi economici tali da giustificare questa affermazione. E le verifiche della procedura non hanno evidenziato movimenti finanziari che supportino questa tesi. 2. I debiti di Sebastiano e il prestito di Liliana. La collega di Liliana ha confermato che, nei primi anni 90, fu Sebastiano a trovarsi in difficoltà economiche dopo aver perso il lavoro di fotografo, spingendo Liliana a chiedere un prestito di 1 milione di lire. Visintin, però, ha spesso attribuito i debiti alla moglie, omettendo che fosse lui in realtà a essere in crisi finanziaria. Questa discrepanza è stata evidenziata anche dal fratello Sergio, che in un'intervista all'ANSA del 24 marzo 2025 ha sottolineato come Liliana fosse la principale fonte di reddito della famiglia, mentre Sebastiano non ha mai fatto niente tutta la vita e dipendeva economicamente da lei. 3. La pensione e la stabilità economica. Visintin ha dichiarato in diverse occasioni di vivere con una pensione minima di 560 euro al mese, sostenendo che senza Liliana non sarebbe riuscito a tirare avanti. Questa affermazione, riportata da Sergio Resinovic in un'intervista alla Repubblica del 4 marzo 2025, è stata usata da Visintin per giustificare un presunto movente economico. Secondo lui, Liliana era indispensabile per la sua stabilità finanziaria. Tuttavia, la cugina di Liliana, Silvia Reidin, ha dichiarato a Il Messaggero il 15 aprile 2025 che Visintin aveva a disposizione 20.000 euro in contanti a casa, denaro che poi sarebbe scomparso, sollevando dubbi sulla reale situazione economica di Visintin e sul suo racconto di indigenza. 4. L'eredità e la reversibilità della pensione. Claudio Sterpena, amico e presunto amante di Liliana, ha accusato Visintin di aver avuto un interesse economico nel far ritrovare il corpo della moglie, per poter accedere all'eredità e alla reversibilità della pensione. Questa tesi, riportata da Quarto Grado in 7 aprile 2025, è stata ribadita anche da Sergio Resinovic, che ha sottolineato come Visintin avesse convenienza a far dichiarare la morte di Liliana, piuttosto che attendere i 10 anni necessari per una morte presunta. Tuttavia, l'avvocato di Visintin, Paolo Bevilacqua, ha smentito questa ipotesi il 17 aprile 2025 a Chi l'ha visto?, sostenendo che il movente economico non regge, poiché, in caso di condanna per omicidio, Visintin sarebbe escluso dall'eredità. Questa contraddizione tra le affermazioni di Visintin e la realtà legale evidenzia un ulteriore punto di ambiguità nel suo discorso. 5. I 50.000 euro e le accuse di Sterpena. Nel 2022, Claudio Sterpena aveva sollevato il sospetto che Visintin potesse avere un movente economico legato a 50.000 euro,
cifra che, secondo lui, sarebbe stata alla base dell'omicidio. Questa ipotesi, riportata da Fanpage il 23 febbraio 2022, non è mai stata confermata, ma Visintin non ha mai chiarito la questione, limitandosi a negare di essere a conoscenza della relazione tra Liliana e Sterpin. La mancanza di trasparenza su questa cifra, unita al racconto della cugina sui 20.000 euro scomparsi, alimenta i dubbi sulla gestione economica della coppia e sul ruolo di Visintin. 6. Il racconto della dipendenza economica. In un'intervista a Sky TG24 del 14 aprile 2025, Sergio Risinovic ha dichiarato che Liliana lavorava, faceva anche gli straordinari per lui, l'ha mantenuto tutta la vita, mentre Visintin dipendeva interamente da lei. Questa versione contrasta con le affermazioni di Visintin, che in diverse occasioni ha cercato di minimizzare la propria dipendenza economica, sostenendo di aver contribuito al ménage familiare con la sua attività di arrotino. Tuttavia, le indagini hanno evidenziato che molti degli utensili sequestrati in casa sua, come riportato da Il Messaggero il 15 aprile 2025, appartenevano a clienti, suggerendo che la sua attività fosse marginale rispetto al reddito di Liliana. Le contraddizioni di Visintin sul discorso economico non si limitano a discrepanze fattuali, ma riflettono anche un tentativo di costruire una narrazione che giustifichi il suo comportamento e allontani i sospetti. Le sue affermazioni, spesso vaghe o non supportate da prove, sono state ripetutamente messe in discussione da familiari, amici e inquirenti, contribuendo a rafforzare l'ipotesi di un movente economico legato non alle difficoltà di Liliana, ma alle sue stesse necessità finanziarie. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.